Perché è importante questa riforma del credito cooperativo? Perché realizza una unicità di tante banche disperse che restano autonome ma che riunite in una o due holding aumentano il loro peso. Il fatto che una esperienza di banca, di finanza a sfondo mutualistico, tra l'altro molto presente in questi territori, diventi protagonista appieno del dibattito economico nazionale è molto importante. Si è constatato che questa esperienza, diversamente ad esempio da quella francese, dove è la holding che detiene la licenza bancaria, qui c'è una tradizione di 100 anni consolidata di esperienza nel territorio. Sarebbe stata una violenza quella di togliere la licenza, però sarebbe stato un limite non affrontare il tema di una riorganizzazione in chiave più ampia. Il punto di mediazione è questo: ogni singola banca resta autonoma ma tutte si riuniscono attorno a una holding che le rappresenta nei confronti ad esempio del sistema bancario europeo. Noi speravamo che si potesse fare un gruppo unico che avrebbe aumentato ancora di più questo peso, però prendiamo atto delle scelte che sono state fatte in totale autonomia dal sistema delle BCC e vediamo di collaborare perché questa fase poi possa mantenere comunque un'idea unica di riferimento per quanto riguarda il contributo alla crescita e allo sviluppo. Questo è l'obiettivo e il lavoro che si sta facendo va in questa direzione.